bella sorpresa, ehi là! Buongiorno! Ciao ragazzi! Ciao, piacere! Ci vediamo dopo! Ciao! Ehi là, salve! Come mai? Ma dove venite fuori voi due? Veniamo da Pellestrina al Lido, bene, bene, bene! A Chioggia, dai il tanto che prendo io! Sì. Attenzione! Mi raccomando, via, ma neanche parlargliene! Neanche le... Eccola! Messo bene! Sono Marco, piacere! Grazie. Caro Marco, Caro! che bel giro che te ne farei fare, Certo, adesso vi porterò a Sottomarina, Chioggia, vi parlerò un po' della pesca, un po' di Chioggia e un po' la storia della laguna. E questa è la fortuna che puoi fare tutti quanti i cicloturisti Certo. che puoi usufruire di questa pista ciclabile. Certo, bellissima, fanno sia terra che mare, laguna, che è uno spettacolo incredibile. Ulisse, vero? Ulisse è il nome della barca, il Bragosso Vabbè. Ulisse. Boh, partiamo? Subito, via! Via! Si parte! Andiamo sotto. Ho due bellissime imbarcazioni turistiche molto antiche, due Bragossi, l'Ulisse, in cui io do un servizio molto bello per i turisti che vengono con la bicicletta nell'isola di Pellestrina oppure da Venezia verso Chioggia o da Chioggia verso Venezia, do il trasporto bici e anche il noleggio bici perché tanti me lo chiedevano e pian pianino mi sono detto beh, prendo un po' di bici così. Abbassa il porto e arrivi a Pellestrina. È il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse, tanta sottile rara, è il Bragosso Ulisse. Bene, quando un turista arriva a Chioggia ha la possibilità di incontrare tantissime cose da vedere. I monumenti non mancano e anche il patrimonio storico, architettonico e monumentale è di un valore inestimabile. Tra questi sicuramente le fortificazioni delle Senissimo. Il Forte San Felice, l'Ottagono di Caroman sono tra gli elementi principali di queste fortificazioni. Tra poco verranno candidate a patrimonio dell'umanità e quindi entreranno probabilmente nella lista del patrimonio UNESCO e questo ci rende orgogliosi. Uno dei progetti più importanti che stiamo cercando di valorizzare è il progetto Vento, un progetto che è nato, è sorto, ideato dal Politecnico di Milano che mira ad unire attraverso la ciclovia la città di Torino e la città di Venezia. Chioggia è all'interno di questo progetto. Poi tutto intorno questa città, l'acqua acciosa a Sottomarina, abbassa il porto e arrivi a Pellestrina. È il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse, Tanta sottile rara, è il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse che del giro te farà. Che bel giro te farà, sopra il ponte dei Vigolma, poi tutto intorno questa città, d'acqua chiusa a Sottomarina, abbassa il porto e arrivi a Pellestrina. È il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse, è il Bragosso Ulisse. Ciao, grazie mille! Ciao a tutti, ciao! Ciao! L'incanto di Chioggia, l'altra Venezia, una orgogliosa cittadina che rifiuta di essere la sorella minore. Chioggia è Chioggia.
Voleva dire 3 ore aspettare quel circuito. Questo è bello. Siccome che devo fare Come che te la fai? Ma per quante persone? sì, però ma abbiamo preso anche le altre, ecco qua, Scusa che roba è per quante persone? ma qua che sei passante, che sei vongoli, Dombretti. E queste qua, queste sono essere buone? Calamaro. Questo è uno scardino, folto. L'importanza del mercato di Chioggia è quasi il 100%, perché Chioggia vive con il pesce. Il pesce è una cosa fondamentale, è la nostra cultura, è la nostra cucina. Se manca il pesce siamo rovinati. Dal mare al mercato alla tavola, solo pesce nostrano. Il piatto che vi sto presentando sono delle cappelonghe del nostro mare Adriatico in cassopipa, una vecchia ricetta chiogiotta. Allora, ingredienti: della cipolla tagliata finemente, messa in una casseruola, aggiungere un po' di olio, far soffriggere fino a che si appassisca la cipolla e mettere dentro le cappelonghe. Dopodiché le faccio arrosolare per alcuni minuti e in piatto aggiungo del prezzemolo e il piatto è pronto. Il piatto preferito dai nostri clienti sono le seppioline da Borcello. Sono delle piccole seppioline che nascono in laguna, la seppia deposita le uova. In questo periodo, proprio dall'inizio di luglio a metà agosto, abbiamo questo prodotto che sono come il burro, sono tenere, vengono fatte in padella aggiungendo della cipolla e dell'aglio, messa a soffriggere per alcuni minuti e si adopera degli spaghettini numero 3 che vengono in cottura per 4-5 minuti. Dopodiché, quando il soffrittino è pronto, si mettono dentro nella casseruola gli spaghettini, si spadella e il piatto è pronto. Come secondo piatto abbiamo pensato di proporre la luserna in covercià, vecchio piatto della tradizione chiogiotta. Prendiamo una luserna di media misura e la intagliamo dalla coda alla testa centralmente, la apriamo a metà, la cuciniamo alla griglia per 8-9 minuti e nel frattempo in una padella mettiamo dell'aglio finemente tritato, ci aggiungiamo dell'olio. Quando la luserna sarà pronta e cotta, la mettiamo nella padella, la sfumiamo con del vino bianco e aggiungiamo anche dell'aceto. Copriamo con un coperchio, lasciamo un attimo che si crei una crema e la luserna in covercià è pronta per essere mangiata. A Chioggia è nato il padre delle lancette, un certo Dondi, non a caso dell'orologio. Quest'anno si celebra il 7° centenario delle celebrazioni dondiane, che si riferisce alla nomina di Jacopo Dondi dall'orologio medico condotto di Chioggia nel 1313, il 26 dicembre. Abbiamo formato un comitato delle celebrazioni e in tutto l'anno abbiamo organizzato decine e decine di eventi. Ci troviamo adesso sotto la torre dell'orologio di Sant'Andrea, dove è custodito il più antico orologio da torre del mondo, che è quasi sicuramente opera di Jacopo Dondi dell'orologio. Questa è una famiglia di geni, perché oltre al fatto che Jacopo Dondi dell'orologio era costruttore di orologi, è suo sicuramente l'orologio che c'è in Piazza dei Signori a Padova, un orologio astronomico, ha fatto dei trattati di medicina, lui è stato medico, oltre che medico anche docente universitario di medicina all'Università di Padova,
ha scritto vari libri, tra i quali ha scoperto il motivo del perché vi erano le acque alte, le maree a Chioggia, che dipendevano dai flussi del Sole e della Luna e non un fatto casuale come si pensava fino allora. Ma anche suo figlio è un genio, perché ha fatto un astrario di cui una copia è conservata nel museo di Chioggia. L'orologio che voi vedete sulla torre qui di Sant'Andrea che funziona, che segna le ore, non è quello antico, il più antico del mondo, però dentro vi è la macchina, vi è il meccanismo che viene azionato per i visitatori, quindi è un orologio funzionante. Oltre ad essere l'orologio da torre più antico del mondo, è l'orologio che funziona. Naturalmente l'abbiamo messo in pensione, c'è la manutenzione sistematica di questo meccanismo, ma essendo un meccanismo nel 1364 l'abbiamo preservato dall'usura di tutti i giorni. È stato davvero un itinerario emozionante, bellissimo, emozionante. Questa ciclovia delle isole di Venezia. Siamo partiti dall'isola del Tronchetto per finire qui a Chioggia. E cosa possiamo dire ancora? Che anche oggi abbiamo avuto una conferma, che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa de bon e de bel, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo.